Buongiorno. Buongiorno. Ciao Marchetto. Ciao Fiorelletto. Come stai? va? Tutto bene? Bene. Bella puntata ieri, eh? Sì, ma oggi ancora di c'era più. un parroco in sala. Non so, Sì, infatti abbiamo detto oggi di abbiamo tutto, Monsignore anche oppure perché no? purtroppo Miguel Bosé, non essendo italiano, sparava delle Sì. parole che veramente quando ha detto di tutto. sì, guarda, su SORCA è stato veramente... non è stato male, sì. No, perché noi, per chi non avesse sentito la puntata, avevamo detto come vengono chiamati i topi in altro modo, e noi dicevamo questo, quello, arriva lui, anche la sciorca. Sì, esatto. No, quella è un'altra cosa. Sei sbagliato proprio. Esatto. In sala c'era un prete, sì, padre Dave, che ha lasciato l'abito talare. No, perché dopo è venuto di là a salutarci, ha detto non vi preoccupate, se ha detto sorca. L'ha detto lui proprio, quindi non succede. Allora, non è che siamo senza pubblico, che il pubblico vorrebbe urlare per la gioia di essere qui, siamo noi che lo conteniamo, quindi basta che diciamo la parola magica. Qual è? Viva la radio, che poi parte tutto l'inizio del programma e il pubblico parte. Signori, inizia Viva Radio 2. Viva la radio! Ci siamo. Finita. È bello, questo pubblico si è scatenato, adesso basta, tornerà in letargo e starà lì fermo. Oggi abbiamo tanti ospiti, abbiamo addirittura a parte quello, l'ospite diciamo artistico, ma poi ci abbiamo un sacco, allora cominciamo. Vai. La IVC Orologi International del mondo, i migliori orologi della che sono qua con l'amministratore delegato che vengono perché voi siete sempre puntuali. Dopo gli IVC migliori orologi del mondo, dopo la Rolex. No, guarda Baldini, ma stai scherzando? Vuoi mettere, adesso non voglio dire, non si può fare la pubblicità in radio. No, il Rolex è un buon orologio, per carità di Dio. Adesso li devi dire tutti, vai. Anche De Marpi sì, certo. Ma che pubblicità è? Ma ti pare che ora la gente se entra in radio e fa vado subito a prendermi un IVC, un Rolex? Ma no, uno dice, questi si chiamano status, no? Il Rolex, ad esempio c'è il Vacheron Constantin, quella roba lì. Non c'è. Questo l'ho trovato nell'uovo a 10 euro. Oppure esiste il Breguet. Sono tutti orologi. Breguet. Si chiama Breguet? No, Breguet è un'altra cosa. Vabbè, Breguet. Oppure c'è il lo dico tutti, Audemars Piguet, Vacheron Constantin. Ma tutti così si chiamano? Sì, non ce n'è uno che c'ha un nome, c'è solo Acasio. A me mi sembrano quelli della Compagnia delle Indie che vanno in giro. Dei modelli ti sembrano. Vabbè, non solo questo, ma poi abbiamo Massimo Perla. Abbiamo Massimo Perla qui in studio. Dici chi è Massimo Perla? Ma come chi è Massimo Perla? È l'addestratore più importante d'Italia dei cani. Quando voi vedete un cane che recita in un film è lui. Addirittura è stato bravo lui con Shonik, chi non se lo ricorda nelle pubblicità, ma un sacco di cani, anche uomini, attori che lui persino Rin Tin Tin faceva Sasà, dov'è l'extracomunitario? Ecco, gli dai il microfono un attimo a Massimo Perla. Ciao Massimo. Ciao Marco. Quanto ti è costato addestrare Fiorello? Tanto all'inizio. Quando facevamo le pubblicità delle volte io sbagliavo, il cane no. Ma è stato bello il primo spot dopo il cane venne Mike Buongiorno e la prima cosa che disse Mike forza, io avrei preso il posto del cane, mi ha detto adesso mi farete mangiare nella ciottola. Così diceva, faceva le battute, lo so. Aspetta, com'è che disse? Una volta fece una bella azione, il regista gli disse bravo, mica sono il cimurroso quadrupede, disse così. Spezzato. Senti, ma tu riesci, tu che stai a contatto con i cani, no? Ad esempio Valentino Rossi una volta al telefono ci imitò la sua moto. Fece tu riesci a imitare i cani che ha detto? Tipo il pastore tedesco, c'è una differenza fra, che so, Jack Russell, quelli piccolini, così. Metti la seconda, se no grippa. E senti, il pastore tedesco come invece? Aspetta. Ma sei sicuro? Il Rottweiler in calore. Questo però è quello che subisce. Bravo Baldini, questo è quello che subisce. Attenzione, grazie a Massimo Perla, è un amico Cremonesi. Grande Max. Tu che sei della famiglia, il macaco come fa il macaco in calore? Il macaco in calore? Sì, dai, come fa? Sentiamo. Dai. Questo è il macaco da solo in bagno.
È bravo. Vabbè. È bravo. Signori, Allora, siamo partiti malissimo. Aspetta, Sì. siamo partiti male. Poi diciamo che l'ospite di oggi saranno i Negramaro, verrà uno solo, perché gli altri stanno riposando perché hanno fatto San Siro, il pieno a San Siro. Pensate San Giorgio e San Siro. Giuliano San Giorgi, diciamo così, come si chiama? Il frontman l'uomo mistico del gruppo, canterà con il gruppo dei Folletti della Salaria. Esatto. Della Salaria. E poi avremo ancora un altro ospite, ma presentiamo anche lui dopo. Notizie che ci hanno colpito questa mattina, una sola. Noi stiamo male. Cocuzza ha dichiarato: lascio la vita in diretta, basta, me ne vado per sempre. Cioè io su questa cosa qui stamattina l'umore qui è sceso. Michele, non lo fare, ci mancherai tutti i pomeriggi, la vita in diretta. Michele, senza di te la vita non ha più senso. Ti prego Michele, tutti i pomeriggi non trovi Cocuzza, come fai? Alla fine la vita senza Cocuzza non si fa. Noi adoriamo Michel Cocuzza. Allora un saluto a Michel, spero che trovi un programma nuovo. Adatto a lui, certo. No? Esatto, io ti feci una battuta. Cioè qual è? Su Michele Cocuzza, che fa la vita in diretta, è l'unico che invece ha la sua vita personale registrata. Ti immagini? È vero. Allora, siamo pronti per cominciare e presentare la colonna sonora. Il nostro Ennio Morrichino. Ennio Morrichino è lui, la nostra colonna sonora. Vai! 3, 4. Mamma mia! Qual era? Abba. Mamma mia! Mamma mia! Sai che c'è il museo degli Abba ora in Svezia? Ma dai! L'anno prossimo apre il museo degli Abba, è già tutto esaurito. Oltre 3.000 posti già tutti esauriti. Di esauriti anche. Sì, infatti, vanno a vedere il museo come se in Italia facessero il museo con tutto il rispetto dei Pooh, dei ricchi e poveri. Esatto. Io ci andrei subito. Ma scusa, non vuoi andare al museo dei Pooh? Certo. Beh, c'è la saletta Facchinetti. Ad esempio c'è una teca vuota. Ti giuro, nel museo dei Pooh c'è una techina vuota. E tu dici: cosa c'è qui che è conservato? Tu schiacci un pulsante e si sente la teca Facchinetti, esatto. O il museo dei e il può c'è il può di Lecito. Esatto. Uno va lì al museo, schiacci e esce fuori quello. Ma come ci vengo? E non ho ancora bevuto. Che stai bevendo? Non lo so. Dimmi la marca. Cos'è? Scusami. Cos'è? Noi perdiamo tempo. Salice Salentino. Adoro il Salice Salentino in onore dei Negramaro. Sai che si chiamano così anche proprio per il vino, il Negramaro. Certo, il Negramaro. C'è il vino. Sì, il Negramaro. Amico. Si potevano chiamare Folonari e non era la stessa cosa. A proposito, visto che stiamo dicendo qualsiasi marca, oggi parliamo delle Pringles. Perché? Non lo sai perché? No. Perché è una notizia triste, ve la devo dare. L'inventore delle Pringles è morto e ci vede una signora in prima fila che già ride, sa microfono, perché io non voglio dire niente. Pringles è Prego morto? signora, lei ha anticipato ridendo. No, fa capire che noi non diciamo fesserie ma sono cose vere. Perché rideva? Perché l'inventore del Pringle che ha fatto? Ha detto che le sue ceneri volevano essere messe dentro un contenitore delle Pringles. Così era. Allora, è vero. La notizia è che lui ha chiesto di essere cremato e le ceneri fossero messe in un tubo delle sue famose patatine. L'inventore del water ha replicato: io quando muoio voglio la solita tomba normale. Scusami, ma lui vuole essere cremato e messo. Ora ho capito cosa vuol dire Pringles in inglese. Che pirla vuol dire, perché uno. Allora, vogliamo cominciare? Ci sono notizie. Cremonesi ride ora, dopo sparse. Cassano si è arrabbiato con Chiellini. Sai che chi ha fatto un altro fallo, Chiellini, stavolta su Cassano. Immagini Cassano, lo sentiremo dopo. Pugliese com'è. E invece. Chiama, indovina chi è, chi vuoi che sia. Cremonese. Il capo dell'Italia adesso, no? Chi è? Lo so, dai. Anche se ultimamente ha fatto 2 o 3 cose buone, gliene devo dare atto. Sei un animale, Rosario. Che schifo. Non possiamo descrivere cosa c'è. No, meglio non descriverlo perché la gente a pranzo a quest'ora è meglio lasciar perdere.
Sentiamo se c'è lui in diretta. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, siete alla radio? Sì. Siamo in diretta? Sì, deve fare il solito appello, immagino. Sì, devo fare il solito appello. Posso? Va, prego, si accomodi. Doveva dire no, però. No, io ho detto di sì. Vabbè, ok. E allora? Vada, Perché? va. E lei è il padrone? La metto in difficoltà se cambio? No, figura, anzi, mi invita lei a correre, prego. Non è proprio un appello, ma voglio che mi facciate i complimenti per aver allentato la pressione della Lega sul pacchetto sicurezza che regola l'immigrazione clandestina. Finalmente capito? la sentiamo parlare da Premier. Un discorso con dei contenuti politici. Virgola. Scusi, non le solite divagazioni che fa su Brunetta di qua, di là. Sono stato bravo. Bravo. Stavolta ho fatto un gesto da vero imperatore. Guardi, le volevo ricordare che questa è una repubblica, cioè. Maldini, Sì. 5 anni sono lunghi. Vabbè. Però adesso lei ride e scherza, ma quelli della Lega sono arrabbiati con lei. Ma sono ragazzi, adesso sì? gli dico, guarda, che cosa fa adesso Cosa fa? Silvio? Adesso gli dico che domani ci vediamo per discutere di federalismo e loro si calmano. Ecco, basta. Sono ormai anni che mi rifaccio su così, organizzo delle belle cene a base di polenta, taragne. Sì. Poi all'ordine del giorno ci metto sempre la mozione di voto su Mantova che è divisa dal Po. È vero. Cioè, se è da considerarla tutta città padana o solo per la parte che sta a nord del Po. Certo. E lì si incazzano proprio di loro. Bossi si scalda, si mette in canotta e allora lì faccio servire la grappa. Tempo mezz'ora e sono levati dalle balle. Visto che anche perché poi insomma col caldo, la polenta taragna e la grappa gli si tagliano subito le gambe e quindi sono o non sono un fine statista? Beh, lei, complimenti, riesce a contenere le intemperanze di tutti i suoi alleati. Quasi tutti. Perché? Uno mi scappa sempre. E chi è, scusi? Il Brunetta. Ecco. Ancora. Perché le piscinine e passa in mezzo alle gambe. È una peste. Non sai che ieri si è messa a piangere davanti a una commessa di un negozio di penne Mont Blanc? Sì. Ti giuro non ha smesso finché non glielo comprato. Gli ha comprato la Mont Blanc? No, l'ha commessa. Eccovela, piangeva per lei. Perché che lì le piscinine ma lei è un martello. Vabbè, ok. Scusate. Squilla il telefonino. Squilla il telefono. Sentiamo. Pronto? Chi è? Chi è? E chi sarà? Non urlare. Sarà lui. Piangi ma non urlare, Gianfri. Va bene? È Fini, dai, è Fini. Cos'è che ti ha fatto? Ancora. Ti ha rubato il Game Boy? Dai. Cos'è che ti ha fatto? Cosa? Passamelo. È sempre lui, Passamelo. Umberto. Il boss. Umberto! Ma non ridere, è pericoloso quello che hai fatto. Che ha fatto? Ma non puoi mettere in rete sul sito della CIA l'indirizzo di casa di Gianfranco Fini con su scritto in arabo Bin Laden sta qui. È un po' pericoloso. Sì. Allora, venerdì 6 giugno a Viva Radio 2 Marco Carta. Quello vero. Ecco, piange. Jurman. Marco Carta sarà con noi a presentare il suo nuovo disco in anteprima a Viva Radio 2. Maria Jurman. Venerdì 6 giugno a Viva Radio 2 Marco Carta. Viva la Sardegna. Marco Carta. Maria. Allora verrà Marco Carta, sarà una puntata divertentissima. Ci caccia un cacciavite negli occhi. Esattamente, sicuramente. Posso salutare la responsabile di tutti i radiologi d'Italia? Fa radio anche lei. Approfittate se qualcuno volesse fare. La signora ha l'ecografia portatile attaccata al telefonino. Il telefonino, vedi, funge da schermo e lei fa le ecografie. Allora prego accomodarsi, se qualcuno pensa di essere incinta, a disposizione la nostra. Quando avevo 5 anni ho ingoiato una paperella di gomma. Ma veramente? Sì, giuro, me la può ancora vedere oppure no? Ma perché ce l'hai? Non lo so, io l'avrò. Non lo so quello. Le paperelle di solito rimangono. Era piccola. Naviga ancora, dici, secondo me succhi sì. gastrici. Ma veramente hai mangiato una paperella? Di gomma, avevo 5 anni. Guarda che 5 anni c'è gente che va alle elementari a scuola. Ti mangia le paperelle di gomma, ma veramente? Sì. Non so se si vede magari ancora. Si vedrà ancora? Sì. No, i succhi gastrici l'avranno già. Magari affiliato, ne ha altri. Ti immagini? Allora nel frattempo ricordiamo che sta Saluto arrivando nonna Angelica, 82 anni. Ci ascolta tutti i giorni. Nonna Angelica, ecco. Anche mia figlia un giorno sarà nonna Angelica. Esatto. Spero più tardi possibile, che quando lei sarà nonna Angelica io sarò già Angelico e basta. Tu sarai già.
Questa è bellissima, Corriere della Sera, l'ha letta, clandestini. Berlusconi frena, purtroppo attraversavano sulle strisce. Allora, prima di andare avanti, prima di mettere una canzone, volevamo salutare che è qui con noi quel ragazzo che vedete con tanto di capelli, basette, è quel famoso Tuppi di cui noi stiamo mettendo la canzone, che fa Silvio, Presidente del Consiglio, Silvio, me butto da Ponte Miglio, volevo fare un figlio, non mi ricordo cos'era. Era questa, Tuppi? Sì, è questa. Ma tu sei stato colpito dal fatto che Berlusconi fosse di nuovo dopo 12 anni Presidente del Consiglio? E chi non lo è? No, domanda, diciamo. E tu sei rimasto talmente colpito da questa cosa che ci ha fatto una canzone. Però ora noi la mettiamo, ma tu che cosa hai preparato? Lui ha fatto un remix, dillo te. Sì, allora quello che è qui in studio oggi è Tuppi, il lato A di Tuppi B, perché come hai già detto in passato io nella vita sono un DJ. Esattamente. No? Quindi qui appunto sentite il lato A. Quello che sentiamo oggi è il solito Tuppi B che ha, diciamo, usato la tua voce e le tue presentazioni. Del disco. Sì, no, ogni volta che noi presentavamo tu le hai prese, le hai unito e ho fatto non ci ho capito jingle. una mazza, però vabbè. Non ti preoccupare, tu di dove sei? L'accendo, lo sento io. Diciamo che vengo da Bolzano Lido. E che sei di... No, io sono di Bari. The Bull. Sì. Cioè, ti ricordi la canzone Scenda Bari? Scenda Bari? Era bellissima. Sai che verrà adesso Giuliano San Giorgi, che è pugliese come te, anche il Tarantino lui. Tarantino? È più Salento. No, Lecce. Non Lecce. scherziamo, perché tra l'altro io sono da parte di padre barese, da parte di madre salentino, proprio di Salice. Infatti il vino che state bevendo, diciamo, è un gentile omaggio, sì. Grazie, Sì. allora vai applaudito. Signori, sentiamo questo remix un misto e poi la canzone è molto divertente. Vai. Attenzione, attenzione. Music, please. Attacchiamo, va. E one, e tu, e tre. Ciao amici. Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio. Tu, Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio. Tu, Tuppi. È la canzone che stiamo lanciando in questi giorni, Magalli, questa la devi sentire. Quando hanno eletto Berlusconi, ha scritto proprio una canzone che si intitola Ponte Miglio. Che c'entra con Silvio? Che si voleva buttare. Bravo! Grande Tuppi! Tuppi Marescial! Tuppi Marescial! La sai Tuppi Marescial? Tuppi Marescial, è sentito Marescial. I fisiogeni della direzione del locale vi salutano. E là! E ora parte! Tuppi! Le Ponte Milvio! 14 anni ormai sono passati, sai, è come un déjà vu, a comparire sei tu. Io non me l'aspettavo, no, neanche ci pensavo. Ormai la mia vita era senza di te, ma nella vita non c'è due senza te. E 4 Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio. E pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal Ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal Ponte Milvio. Non avercela con me, vorrei solamente capire il perché. Tu hai il tuo regno e vivi da grande re, chi te lo fa fare col casino che c'è? Ti prego adesso senza mai senza se, il vero motivo, dimmi qual è. Hai visto lo stato in che stato è? Per aiutarlo ci vorrebbe su per me, il popolo è incazzato, aspetta, un uomo c'è, magari lo vedremo nel blog su Rai 3. Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal Ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, se mi butto giù dal Ponte Milvio. Ghostbuster! E qui noi mixiamo! Bravo Cremonesi! Silvio, Tuppi, non ti fermare Cremonesi, vai! Silvio,
nuovamente presidente del consiglio. E pensare che volevo fare un figlio. Per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù da Ponteviglio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio. Per salvarmi non ho più nessun appiglio e mi butto giù da Ponteviglio. Fine. Yes. Eccola qua. Alright, tutto dal vivo, ragazzi. La tromba di fava. Ma tutto dal vivo, la tromba di fava, Sì. chissà chi la suonava. Sì. Oh, allora Che è? a Maidina e Jad ascolta la radio, perché non era Fava, ero io che suonavo, Sì. io suonavo la tromba e gli chiede se può andare a fare una tournée in Israele. Ah, sì. Tra l'altro C'è un'arma di in zona batteriologi. dove abito io c'è l'ambasciata iraniana. Io ci sto davanti. Ah, no. E in questi giorni c'è stato veramente. Appena ogni giorno uscivo di casa, lei chiede dove va, che so Fiorello, non me ne frega niente, documenti, è incredibile. Beata a te. Io lo sai, abito davanti all'hotel dove c'è Almadinejana, mi hanno fermato, dice fermo là, chi è lei? Baldini, appunto, venga qua. E m'hanno, capito? E m'hanno perquisito, vabbè. Vabbè. Senti. Il vertice FAO, se vede che c'è il Sì. vertice FAO, il segretario generale dichiara: dobbiamo fare subito qualcosa per la fame. I 40 capi di Stato presenti replicano: andiamo a mangiare una cosa così. Mamma mia. Io ce li vedo tutti qua sotto. Ti immagini? E poi dopo parlano della fame nel mondo. Prima mangiamo noi, perché si parla meglio sotto digestione. Sì, capito? certo. Allora, dimmi chi è. Sì, bisogna sentire il affrontiamo nostro il calcio, amico. gli europei incombono. Sì. Io non vedo l'ora di sentire le prime dichiarazioni del commissario tecnico della Francia. Se vede che Domenech, che l'astrologo. sì, ogni volta che parla male dell'Italia, c'è qualsiasi cosa. Infatti Domenech è di Marsiglia, un paese di mare. Noi di Via Radullo l'abbiamo soprannominato Domenech l'homme de mer, Cioè di mare, appunto, di mare. l'uomo di mare, l'uomo di capito? mare. Ogni volta sempre l'Italia non va bene, No, la poi- table je suis. E poi- E allora cioè, questo noi ti sceglie i diciamo giocatori- che tu sei un homme de mer, Sì, perché esatto. sei nato a Marsiglia. Sceglie i giocatori vicino a al seconda mare. dell'oroscopo, sarà Sì. Pirla. Però Vabbè, è uno che sceglie, sì. tu sei della Vergine, non puoi Non puoi giocare. giocare, se non sei il esiste. toro va in difesa, Ma- cioè, appunto. Vabbè, e lo fa lui. Allora, adesso è il momento di parlare chiamare di il calcio. nostro. Il nostro corrispondente dove stanno gli azzurri? Stanno in Austria, però. A casa azzurri. Casa Azzurri dall'Austria. Stanno loro e i puffi. Sì. Gargamella gli allena, vabbè. Allora ci abbiamo Antonio Cassano che sentiamo ogni giorno, appunto, Antonio. Sentiamo se ci risponde. Lui il telefonino ce l'ha sempre acceso. Vediamo un po', Squilla, vedi? Te l'avevo detto io. Pronto, Antonio? Chi è? Sono Baldini, Viva Radio 2, disturbo? Certamente. Vabbè, grazie, che ti devo dire? Mi chiami a quest'ora, voglio? Che ora ti devo chiamare? Ma tutto come? Sì, virgola. Ti Sto chiamo... ripassando gli schemi. Ah, gli schemi per la Gli prima schemi, partita. che sto ripassando? Gli schemi! Questo, Quelli, i miei nipoti. i cassonetti. Senti, ma... Un attimo, sta facendo... Cugini! Siamo cugini. non sono fratelli? Non sono fratelli? Sì, sono fratelli, ma sono cassonetti differenziati. Ah, ho capito. Ho capito, vabbè. Uno è secco. Sì, l'altro L'altro è umido. è umido, esatto. No, uno è un cassonetto e l'altro no. veramente, che uno ok, se ne rende senti. un cassonetto. Senti, ci stai va, ripassando ci va. gli schemi Sì. per la prima partita della nazionale. Ma tu sei scemo. No? Tu sei scemo. Perché, scusa? Ah, qua, sto ripassando gli schemi per uscire di nascosto dal ritiro, no? Ho capito. Sì, ma sai che ha fatto Donato? No. Ha legato, sai che ha fatto? Mi ha preso Gattuso, Gattuso? l'ha messo davanti all'hotel, l'ha fatto addestrare da Massimo Perla per una settimana e mo sta davanti a guinzaglio a fare da cane da guardia. Minchia, appena vede qualcuno che si muove, un Rottweiler calabrese, una cosa veramente. Sì. Volevo distrarglielo. Sì? Un attimo che mi abbassa il volume del telefono. Sì, che ti sta... No, dice, volevo distrarglielo un giorno. Distrarlo? Sì, faccio una prova. Gli ho gettato una tibia al peperoncino. Esatto. Niente da fare, l'ha usata come stuzzicadella. Senti, ma perché vuoi uscire di notte, Antonio? Ma cosa devi fare, dai? Dove devi andare? Vado in biblioteca a studiare, Baldi. Secondo te? Vabbè, però non Di si fa. notte che cosa posso fare? Che domande fa? Vabbè, dai. Sono qui per fare gli europei, giusto? Sì. Di giorno faccio gli europei, di notte le europee. Appunto, È una questione di genere, Sì. maschile, leggi nel vocabolario. Sì. Quando c'è scritto, come c'è scritto? Maschile. Ecco, i cassonetti. E poi?
Esattamente. Esatto. Neutro. Dicevi, scusami. Non so perché ho pensato a Marco Lolli. Vabbè, succede. Senti, una curiosità, Antonio. Sì, chi è? Invece di dire cattiverie sul nostro regista, ma tu la notte, cioè vai da solo? No, vieni Chiellini con me. Ah, Chiellini. Sì. Non capito. Così se si fa più qualche marito, sai che gli entra in scivolata. Mentre sai che gli spacca cavigli. Ma dai, sei esagerato, dai. Peroni, sternocleidomastoidei, scapole. Ma non è vero. Qualsiasi cosa. Ma non è un killer, dai. È stato uno scontro fortuito quello con Cannavaro. Anche se ieri so che ti sei arrabbiato per un intervento che ti ha fatto un po' duretto. Un attimo. Cassonetto, diteglielo voi. Mi sono incazzato. Dimmi. Si è incazzato. Cassano si è incazzato. Meno male. Mi sono incazzato. Mi è andato a scivolare, ma sai qual è il problema? Sì. Ha preso la palla. Sì. Ha preso la palla. Non mi ha fatto niente. Sai qual è la cosa che mi ha fatto incazzare? E qual è? Mi ha spettinato. Ecco. È certo. quella la cosa che chi mi spettina in allenamento. Sì? Io veramente. Poi vi siete stretti la mano tu e Chiellini, dai, vero? Sì, ma prima di dargli gli ho sputata la mano. Certo. Ma io quando do la mano voglio che la mano sia pulita. Senti, comunque fra di voi adesso c'è un bel clima, sì, dai. Sì, ieri sera ad esempio abbiamo fatto uno scherzo a Buffon per festeggiare la sua nomina al Capitù. E che scherzo gli avete fatto? Ma no, cretenuto. Gli abbiamo sostituito la bambola gonfiabile che lui tiene nell'armadio con Catarina. Chi è? Cameriere tedesco del quarto piano, una biondona di 1,90 m con 2 braccia da sollevatrice di boccali di birra all'Oktoberfest. Quando Gigi ha provato a gonfiarla, gli ha dato una scarica di scaffoni che non sa. Mamma mia. Senti, salutami che devo andare. Vabbè, programmi per il pomeriggio? No, niente di particolare, gli altri si allenano. E tu invece che fai? Niente, un pomeriggio di libertà con la mia amata, così una cosa leggera. La tua fidanzata? No. La mia Ferruccio. Certo, scusa. Solo quella mente. Con chi calcola? Non me lo dicono bene. E con questo vi saluto. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, è il momento di una canzone, sta per arrivare Saint Georges. Complimenti ancora a Tuppi per tutta la cosa che hai fatto. Grazie. Era molto molto divertente. Allora, Giuliano San Giorgi, se ci ascolti dalla macchina, Sì, sicuro, ci ascolti. Sì. Senti questo pezzo che si intitola Solo un sogno, un gruppo ancora poco conosciuto, si chiamano Volver. A noi ci piace molto sto pezzo. Sogno non è affatto reale.
d'amore. Ma veramente canzoni dei Negramaro sono adesso non è perché verranno qua, ma io delle volte le leggo. Sì. Le leggo prima di addormentarti. No, io le leggo. Coprimi la testa con la sabbia sotto il sole, quando pensi che siano troppe le parole. Dimmi se c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siano troppe le paure. Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai senza parole amore. Che te fumi? Parlami d'amore, se quando muore un fiore ti troverai senza respiro. Amore, minchia ragazzi, io uno così proprio lo sposerei domani, subito, anche domani, sì che mi frega. Vado in donna, Spagna io e subito, lo sposo lo stesso. È una cosa meravigliosa. Sì. Parla, beh, mi piace quel passaggio, ma che io non ce la faccio. Neanche io devo. Siamo uno struzzo che. Mi fai la tonalità? Qual è originale? Questa. Parlami d'amore. Però no. Di nuovo. La predisposizione Parlami d'amore. Sì, la predisposizione c'è, vedo. È quello. Sì. Vabbè, poi lo facciamo fare a lui. Sì. Quando, Senti, ci sarebbe una radiopromozione. Ci un attimo. Direttore di Radio 2 Sergio Valsania, impredicato per diventare anche dirigente della Rai Televisione. Ho saputo, voci di corridoio, so anni che lo dicono, ma grazie a Dio. Ma lo vogliamo presidente, noi lo vogliamo. Lo vogliamo presidente, così l'abbiamo piombato. La mettiamo la radiopromozione? Ma sì, dai, è Malizia? Quella Malizia? Non so cos'è. Ma chi è? Perché io ho sentito che c'è tornata di nuovo la pubblicità Malizia Profumo d'Intesa. C'era anche uno vecchio, vi ricordate Bach che non c'è più? Sì, io sto bene con Bach. È Bach che non sta bene con te. Era quella. Certo. Era quella. Va bene, non so se c'è Malizia, a noi ci piace Malizia. No, però sentiamo chi c'è? No. Abbiamo il piacere di viaggiare. I navigatori satellitari Telesystem sono facili, veloci e affidabili. Lo strumento di viaggio ideale anche per utenti poco esperti. Telesystem, leader nel mercato del satellite, ha creato un nuovo navigatore portatile, il primo con navigazione Real 3D. La navigazione diventa tridimensionale, edifici e monumenti che scorrono accanto a voi, svincoli stradali chiari per una guida senza possibilità di errore. I navigatori Telesystem si aggiornano con un click. www.telesystem.it. Telesystem, la scelta di Loris Capirossi. Rieccoci, viva Radio 2 live. Sta per arrivare Giuliano San Giorgi, le porte si aprono, signore Giuliano San Giorgio Negramaro. Ciao Giuliano. È la seconda volta, anzi diciamo la terza volta, perché una è stata televisiva. Esatto. Non so se ricordate, Viva Radio 2 minuti, lui passava e faceva 2 minuti. Allora la quel menomato mentale che passava. No, non è vero. La quarta addirittura, perché lui venne anche quando eravamo nello studio di là. Ah, vero, anche di là, incredibile. Ricorda meglio di. Tu sei di Lecce, no? Sei di Lecce. Sono di Lecce. Di Lecce, Copertino, fantastico. E Copertino ci ha dato del Tarantini prima, no? Perché? Tarantino. No, guarda che se sento dei Tarantini non ci rimangono mai. Ma protetto. C'è Tuppi. Allora, grazie per essere venuto, complimenti. Grazie a voi, grazie a tutti. Domanda subito, com'è stato fare spettacolo a San Siro? Ma è stato che te devo dire? Fare San Siro. Quanti erano i negramari lì? Ma penso dai 45-50 mila. Mamma mia, 45, sai che vuol dire? Non sono andato a controllare ancora i biglietti. Più di Inter Sampdoria, per dire. Sì, cioè. di più. Esatto. Pensa quando cantavano in coro, tipo parlami, tutti facevano mo. Diciamo tutte 50.000. il silenzio, no? Come fai tu? No, è che è stato straordinario, nel senso che comunque il fatto che abbiano cantato per 2 ore e mezzo sempre, poi mi lasciava tranquillo. Hai sentito l'accento? Ma che stai dicendo? Che io di Bolzano sono. Hai sentito che c'è l'accento dei Salentini. Scusa, stiamo parlando della tua canzone Parlami d'amore. L'ho sentito in macchina. Che io tento sempre di fare Parlami d'amore e non mi esce. Però adesso è uscito. Basta. Ti posso dare il consiglio? Dimmi, che devo fare? Prendi le mani. Sì. Strizzati i maroni. No. Prendi le mani. Sì. Muovile. Le muovo. Le senti le tue mani? Sì, le sento. Ora mettile giù. Giù. Sì. Nascondile. Sì. Fra le gambe. Vai. Schiaccia. Come so, il pompiere che brucia. Vado a stare. Parlami d'amore. Hai schiacciato un po' troppo. Devi schiacciare un po' meno. Sì, poi là c'è la tonalità, no? Schiacci al punto giusto. Esce. Però la possiamo fare. È una zona G. Solo l'inciso, tutti insieme. No, aspetta. Dai, c'è un altro modo. Prendi una bici, leva il sellino. No, quello è il suono diverso. Quello è culturale. Attenzione, vai. È giusto Si maggiore, vero? La tonalità, sì? Sì, Morrichino. Grazie, caro. Morrichino è bello. Si maggiore.
Parlami d'amore se quando nasce un fiore mi troverai senza respiro, amore. Ha dato sto schiaffo. Però le mani le avete viste? Sì, t'ha sotterrato. Parlami d'amore, però già vedo. T'ha sotterrato, dai. Ma sotterrato. Allora voi dovete sapere una cosa. Io profumo di te. Si diverte Giuliano, tra l'altro con sto vino salentino. Perché sono entrato e c'era per lui già è la come bottiglia. bere latte, perché da bimbi nel Salento Sì, danno questo ai bambini. Le mamme allattano con il Allora salice ragazzi, del voi dovete Salento. sapere una cosa, Sì. che Giuliano San Giorgi, abbiamo letto su Wikipedia, poi abbiamo visto il screensaver di Mi Federico sto Tavia, preparando. ha dichiarato che da bambino era un fan di Albano. Ce lo siamo dichiarati a vicenda. però Io da sì. bambino e lui da anziano. Ah sì? Sì. E lui da anziano. Ha detto che è un fan E tu dei cantavi le sue canzoni. Ora, non è che cioè, no, mi da piaceva. bambino sì. No, Però gli rimanevo- bombava Romina, ti No, immagini? sai cos'è? C'era sempre questo film che dove lui tornava dalla mamma o andava via dalla mamma. Ah, quindi sì, da è vero, piccolo è a vero, 7 è vero. anni tu C'era, piangevi. c'era. quindi Certo che abbinato alla c'era. canzone. io adesso vado via, vado a cercare fortuna e me ne vado. Era sempre militare. No, appena usciva la parola sola. C'era proviamo a fare quella là. Ma che cosa? Perché Non mi ricordo il testo. forse adesso ce lo può. E facciamo allora un'altra che c'è già il testo. Se noi li intratteniamo un po', Sembra Mezzogiorno di fuoco. forse adesso arriverà. Questo è il coyote. Vai. Ma perché ogni momento dura un'eternità. Quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te. Vai Fiore, non trova Rigo, dai, corri incontro a me e la notte non verrà mai più. Ancora, quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te. Amore, 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 corri incontro a me e la notte non verrà. Facciamo che non viene più. Le dirò che muoio per lei. Pazzesco. La tratterò male, dai, vai. La tratterò male. Sembriamo al Gay Pride, io ve lo dico, Grazie, ma ci siamo L'applauso a scatenati. Morrighino e l'orchestra che ci hanno beccati in Bravo Morrighino, Bravo Morrighino, tra l'altro c'è una notizia sull'arrivo di Mourinho, il nuovo allenatore dell'Inter ieri ha fatto il simpatico, ha cominciato bene perché ha detto non sono un Pirla, ha dichiarato Mourinho, e io non sono Mourinho, ha dichiarato Pirlo, perché questa è bella, veramente bella. Allora Giuliano, preparati, Che devo fare? perché il grande devo maestro. fare la Ormai così. C'è il grande che devo- maestro, lo sai, no? Il jazz che cammina. Paolo Fava tra un po', sì. sì, E lì devi scegliere tu una canzone su. Sì, una canzone densa, piena di atmosfera, perché 2 minuti, su 2 minuti. 2 minuti. Ma l'abbiamo sì. fatta l'altra 3 volta. minuti allora. Esatto. Quarto Posso d'ora. dire una cosa? Se Cremonesi mi fa stare al pianoforte, questo è improvvisato, facciamo solo per te, dove c'è tra l'altro
c'è un pianoforte a disposizione. Paolo Fresu alla tromba, quindi cediamo il posto nel disco, c'è Paolo Fresu a Fava, cediamo da Fresu a Fava. Se tu gli dici cediamo il posto a Fava, sappi che ti no, scusa, no, mai il posto diciamo lo scompartimento che era, esatto, perché lui è proprio terribile. È il triangolo col jazz in mezzo, proprio una roba incredibile. Scusa, volevo dirvi una cosa molto importante, visto che si è parlato di Mourinho, il prossimo che getta una carta, questa è una tipo scuola, veramente domani mi viene accompagnato dai genitori. Tira un raudo allora. Sì, perché c'è l'orchestra che tra di loro si tirano ciocchetti di carta e cose. Qualcuno anche qualche ciocchetto di fumo l'ha tirato, l'ho visto. Ma almeno tiratelo qua. State attenti perché quegli spostati se no fanno arrivano attenzione. Allora abbiamo con noi il presidente Moratti, perché lui è una persona molto sincera. Moratti schietta, dice quello che pensa, è vero, esatto. Sentiamo allora, un po' Moratti. Sentiamo come l'ha presa qua l'arrivo del nuovo allenatore, le nuove strategie di mercato, ci spiegherà insomma come vanno le cose ora all'Inter. Sentiamo un po'. Squilla ancora Casa Moratti. Pronto? Presidente, buongiorno alla radio. Questo vuol dire che c'è. Senta, vuol dirci qualcosa sull'arrivo del nuovo allenatore, nuove strategie di mercato, qualcosa? Ecco. Ormai sono tutti, Mourinho, un ragazzo simpatico, meno male, un grande allenatore, siamo stati a cena, siamo sicuri che con lui insomma inizieremo tutto. Ah, meno male, ok. Date nel culo. Come? Non riusciamo a sentire. Diciamo con quello che mi costa sto portoghese del Presidente, non abbiamo sentito bene, che ha detto? I portoghesi sono simpatici. Ah, ecco. Sono amabili, garbati, sono i terroni d'Europa. Come? Non riusciamo a capire bene. Stanno a casa loro a bere il porto al posto di romperci i maroni. Senta, abbiamo sentito Mourinho parlare in italiano, addirittura in milanese. Mourinho, oltre ad essere simpatico, è una persona intelligente, è una persona colta, è una persona che merita il rispetto di tutti, insomma un grande. Meno male. Un grande paraculo. Non capiamo perché basta. Chi è il pirla, sto culattone? Non abbiamo capito. Comunque senta, abbiamo visto che il secondo di Mourinho sarà il grande Beppe Baresi. Assolutamente sì. Bene. Una bella Baresi è un ragazzo simpatico, insomma, il simbolo dell'Inter, certo, uomo bandiera, molto, barbone. Come? Non riusciamo a sentire bene. Un ponte, gli ho dato un tozzo di pane, non te lavori con come? Almeno risparmio un po'. Non sentiamo, Presidente, ci dispiace. Senta, ha sentito dell'infortunio di Cannavaro che lo ha costretto a abbandonare gli europei? Le dispiace, immagino? È un gabbiano. Dicevo di Cannavaro. Mi piace molto per lui, che è un ragazzo simpatico, un grande campione, capitano. Sì. Terrone in meno in nazionale. No, come? Non capiamo, Presidente. Così impara a rinnegare l'Inter. Sto femminile. No, Presidente, non sentiamo bene. È disturbato, non capiamo. Grazie. È incredibile, è così, lui non si accorge che noi lo sentiamo lo stesso. Quando abbassa il tono lo sentiamo. Abbiamo una canzone nuova, canzone nuova di un ragazzo nuovo, artista nuovo, caro direttore Sergio Valsena, si chiama Toti Poeta. Toti, con una T, come Enrico Toti, sì, la stampella. E lui infatti canta con l'asta. Sì, infatti, esatto. Allora, Toti Poeta, le cose non si dicono. Sentiamo. Non so quali, ma... silenzio in riva al mare, tutto il mondo non lo sa. Quanta voglia di gridare, quante mai non dette verità. Forse soltanto un istante una nota suonata, un peso che al peso si sommerà. Toti Poeta, viva Radio 2. Dovrei imparare a parlare, dire più spesso senza paure che non mi va. Cercherò le parole che non si dicono, come gocce che piano cadono in un oceano buio e gelido che scegliamo dentro me. Fra le paure restano le parole che non si dicono, come spine che mi trafiggono, come ferite che non passano. Sarebbe più facile se fossi sincero con me.
supera le distanze, il tempo le distanze le crea. Se non ti sai confrontare, non sai parlare, quanta amarezza in fondo si cela. Basta soltanto un istante, un unico istante a compromettere la verità. Cresce ancor più la distanza e tutto svanisce con il passare della marea. La tromba di fava aleggia. Cercherò le parole che non si dicono, come gocce che piano cadono in un oceano buio e gelido che cresce piano dentro me. Fra le paure restano le parole che non si dicono, come spine che mi trafiggono, come ferite che non passano. Sarebbe più facile se fossi sincero con me. Eccolo qua, il nostro Toti Poeta, le cose non si dicono, bravo, complimenti. Nel frattempo, attenzione, sta per arrivare, anzi sta per entrare Paolo Fava, mi raccomando, sì. Applauso teatrale. Morigerato. Non facciamo cose alla ok, il prezzo se no è se ne giusto, va, che se no se ne va. Esatto. Ci siamo, ecco Paolo Fava. Eccolo qua. Basta, grazie. Torna anche oggi il maestro Paolo Fava. Ma torna? Perché? Cosa sarebbe? Che sono? Hai visto Lessi per caso? Cioè, torna. Per favore. Cosa torna? Allora, Vabbè, maestro, è un modo di dire. perché mi ha preso? Torna. Sta a casa, aspetta a te. Questa è una pone te, ma per favore. Scusi. Io non torno, io ci sono. Ah, lei c'è. Anzi, ci sono sempre stato. Sì. Sono uno trino. Uno e trino. Sono Okay. talmente trino che posso fare un trio jazz da solo. Ecco, va bene, perfetto. Volendo. Scusi mi faccia se... una cosa, chi è il signore che ride a fianco a lei? Perché mi Sergio ha rotto- Valsanina. Ecco, per favore. Il fuori. direttore della... Allora, lo faccia Sì. rimanere. Senta, Pochi idee, ma cosa sta facendo maestro in questo periodo? Guarda, ho finito adesso un album per tromba, Sì? molto mistico. Ah, mistico, misticissimo. Sì. Per avere una maggiore concentrazione consiglio di ascoltarlo. Purtroppo RL è un disastro. È un disastro. La R con la A è No. Lei consiglia di ascoltare questo Da album soli, da soli? al buio. Al buio, ho capito. Come si intitola l'album? Un tromba a luce spenta. Perfetto. Senta ride anche il direttore, volevo dire. Veramente. Chi ha suonato con lei? Beh, ovviamente Sì. possiamo Proprio- dire. Non ci sono parole da dire. Certo. Starei per dire il fioffio. Ma però è troppo Però riduttivo. è, diciamo, le ciliegine sulla grande torta del jazz. Ah, ho Proprio capito. La grande Tipo? torta, proprio la crème della crème. Il filtro Il fiore. fior, Sì, crème certo. fior. Proprio Fior. quante R dici? C'è il Tra vaso fior di- e crème mi si arrota tutto in bocca, veramente. Dopo dovrei sgracchiare. Ma Sì, ma non può qua, insomma, è il meglio del meglio. Mi faccia la cosa, pure Sì. che è il direttore. Sì, gli dico di stare più calmo, Non sì. siamo che mica- la disturba. non siamo lei. al varietà. Ah, vabbè, certo. Per lei- favore, certo, per favore, vabbè, si prego. vada a divertire lì e si ascolti i suoi programmetti. Che Vabbè, ok, ma adesso quali sono questi L'onda verde. Va, Ah, certo. ascolta l'onda verde. Quali sono E ridi con l'onda verde. i grandissimi musicisti? Quali sono? Signore, Gianluca Coglia, Andrea Stracuzza, Federico Flicorni, Stefano Craccola, Sandro Cerino e Adelaide Procchi. Perché ride? No, stavo tossendo, maestro. Lei, senta, ha già suonato in passato con il Negramaro, con lui che è appunto il leader carismatico, Giuliano San Giorgi, se lo ricorda. La bocco subito, a parte Sì. che io non suono, io miglioro. Ah, lei migliora. Miglioro. Ma San Giorgi se lo ricorda? Sì, tendo a rimuovere questi tristi episodi. Comunque, se mi vuole indicare dove si trova questo santo tra questi presenti. È quel signore lì Salve, vestito di maestro, nero, qui. quel ragazzo là. Ho quello capito. là. Vabbè. L'immagine, diciamo, si commenta da sola. Vabbè, ok, ognuno Se lui dice per le vedi. canzonette che fa lo hanno fatto santo, io allora vado da Louis Armstrong e gli dico alzati e cammina. Per favore. Possiamo chiederle di migliorare un brano di San Giorgio? Non so, quale è, Giuliano? Solo qual è? per te. Solo per te. Oh, mi scusi, solo per te. Ma mi prendi No, per no, stava ingoiando del vino, quello maestro. No, Ingoiando ci del mancherebbe. vino.
stiamo Le attenti. vuole, maestro? Sono buono e caro. No, certo. Ricordatevi che la mia tromba è di ottone. Sì, esatto. Maestro, vuole un po' di vino? Lei continua a prendermi per i fondelli. No. Anche lui ha Prende in giro gli altri. Allora, vada per favore a quella cosa lì rettangolare con quelle cose bianche e nere. E si chiama pianoforte. Ah, è pianoforte. Lei oltre la tromba non No, conosce per me gli non esiste strumenti. nulla. Esatto. Qual è il pezzo, scusi? Vabbè, è uguale. Non so, qualsiasi cosa faccia. tanto chi se lei ne frega. c'entra dentro. Prego. Ci arresta. Maestro, posso? Prego. Posso? Lei continua a prendermi per No, le ha chiesto il permesso. Si sente dal tono della Ma voce. no, maestro, le ha chiesto il permesso adesso. Io so riconoscere una sana presa per il culo. Ah, ok, maestro. Prego. La trattiene. Solo per te. Convinco le stelle. Allora. Ragazzi, io mi alzo. Baldini, ti prendo a trombate sul cranio e me ne vado, per favore. Maestro, no, stavo tossendo. Questo scusi. è jazz. Lo so. Non stiamo parlando. No, certo. Ecco, vada per avanti. favore. E che la per trattiene, favore. mi fa ridere che la trattiene fino alla ok. fine. Solo per te. Io cambierò per non sentir le stagioni passare senza di te. Come la neve non sa coprire tutta la città. Quindi è saltato l'intestino. Non faccio rumore se cado per te. Non mai come la neve. Coprire tutta la città. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Maestro. È per te. È per te. È per te. Grande Paolo Fava con Giuliano San Giorgi. È già scappato Paolo Fava, Sì. grazie a Giuliano Santoro. Senti, scusate un attimo. Giuliano, puoi andare sul palco? Sì. Abbiamo giocato Albano, abbiamo fatto con Paolo Fava e adesso vogliamo sentire una cosa proprio di San Giorgi. Cosa ci fate sentire insieme ai folletti della Salaria? Via le mani Detti dagli anche- occhi. Via le mani dagli occhi. Allora, il video dove c'è Pistorius. Il video è Giuliano. È il video quello con Pistorius. Sì, con Oscar, sì. Con Oscar Pistorius. Esatto. Che va alle Olimpiadi, tra l'altro. Applauso ad Oscar Pistorius. Sperando che possa vincere una medaglia. Potrebbe essere, tu lo sai. Ma già che vada. Già è un buon sempre- risultato. Magari vince tutto, che ne so. Signore, la grande voce di Giuliano San Giorgio, Negramaro. E Grazie al maestro Fava prima. Salutiamo tutti gli altri componenti del gruppo che non sono qua. Ermanno, Danilo, Andrea, Lele e Pupillo che sono altrove. Pupillo si chiama? Andrea De Rocco, Pupillo per addirittura. noi e per tutti gli amici. Ok. Via le mani dagli occhi. Yeah.
che fa aio! Senza di me tu vai via, non puoi aspettare tanto tempo inutile, è così, tu vai sola via, sì, e vai via, ma che freddo fa, se tu vai via, non vuoi aspettare neanche il tempo utile, perché da me cosa si va soltanto via, via le mani dagli occhi, e senza se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani, lontani, lontani. Ed in un istante tu vai via, non vuoi leccarmi tutte le ferite, è così che tu vai via, ma da quando in quando non sei più mia, tu sola che hai leccato tutte le ferite, lo sai da me, tu non puoi proprio andare. Poi ti tocchi i pensieri ancora lontani e vai via, via le mani, via gli occhi, e senza se poi mi blocchi le mani e rimandi a domani, domani, domani è per sempre domani, domani è per sempre rimani, ma ora toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, amore, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, e vai via, via le mani, via gli occhi, e senso se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani e vai via, via le mani, via gli occhi, e senza se poi mi blocchi le mani e rimandi a domani, 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 ti prego toccami le mani, 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 toccale. Grazie! Mai successo fu più meritato di quello dei Negramaro. Grazie Fiore, grazie. Fatemi salutare Caterina Casella. La Caterina che ha creduto subito in voi, ci voleva poco, insomma, con tutto il rispetto, basta una sentiva, a me fosse arrivato un nastro dei Negramaro, avrei detto questi chi sono sti marziani, perché sono veramente forti. Grazie. Poi il live, che la cosa importante è sempre il live, perché sai su CD non si sa mai, c'è il Pro Tools, questo, quello, due Justify. cose. Invece il live vedi se uno vale o meno. Buon live non mente. Bravo. Buon vino non mente. No, quello, buon live. Abbiamo delle notizie, forse sì. Qual era? Ce n'era una qui. No, scusate. Qualcuno non si può dire. No, perché dai. non c'era più, non c'è più, mi è sparita la notizia che c'avevo qui, la sto cercando ma non c'è più. Dov'era? Era avanti, vai, alza un attimo perché sono delle aziende, delle agenzie che arrivano. Il vino fa effetto, signori, il salice è forte. Beh, qui ce n'è una su Hillary Clinton. Cosa dice? Ma l'hai visto i filmati di Hillary Clinton? Sì. Perché sta sempre con gli occhi sbarrati? Visto? Sì. Si droga? Che ne so, sta sempre di canzoni. Sì, è vero. No, ragazzi, non ci posso credere, ma queste sì, ma queste sono sorprese.
Amici della radio, c'è Pino Daniele, ma dai! Pino, eccolo qua. Puntatona oggi, puntatona vera. Ecco. Si stanno salutando. Sì, Giuliano e Pino. Pino, ma benvenuto, che ci fai da queste parti? No, io Passava da qua. volevo farmi fare l'imitazione. No, allora voi dovete sapere che Pino Daniele ogni tanto ci sentiamo al telefono, è bello perché lui fa l'imitazione mia che imita lui. Che imito me. Pino è l'unico uomo al mondo che non può fare scherzi telefonici. Giusto? Lui è particolare in tutto. Guarda, c'è Giuliano San Giorgi, vi conoscevate, Negramaro? Non ci siamo mai visti, ma abbiamo Ma veramente? in comune, con Siamo Rado forse Rustici. incontrati un paio di volte. A Festival Dance. Infatti. È che bello, quando si incontrano due cantanti, musicisti. Tu non hai idea, io a 10 anni, quando ho cominciato a suonare la chitarra, suonavo tutti i pezzi di Pino. Non ci con credo. tutta la comitiva di mio fratello, gli amici in spiaggia nel Salento. Guarda che se Suonavamo dici così. tutti i pezzi, Napoli, tutti. Albano si incazza. Io devo dire una cosa. Sentiamo. Ho capito. Sentiamo. Questa è Happening, proprio varietà. Sì, in diretta, sì, varietà. Via, prego, Io ascolto sempre alla radio, ci sono dei brani loro, no? Ma ho le figlie che mi cantano sempre i due pezzi, quelli Qual è? Con la pioggia, bellissimo. Grazie. Sì, e quindi dico, scusa, ma senti pure il mio, no? Allora Certo. No, ma veramente io ho iniziato a suonare la chitarra e suonavo tutti i pezzi di Pino che per... Con la chitarra? Sì, li suono nel senso che anche a casa quando sto adesso suono ancora i pezzi vecchi di Pino. Si dice solo dice Ma adesso. da Napoli, Scusa, gli dai una chitarra, un'acustica, una chitarra acustica. Dagli un'acustica. Però non so se sono le versioni originali no, tue. non ti preoccupare, io mi Che adeguo. sorpresa. Senti, ragazzi, questo Negramaro suona, Pino Daniele. Queste sono le cose quelle che nascono. È già pronto l'album Tarocco, Ma non mi emozioni. Battiato, è arrivato Battiato. E guarda, ora non si sa dove sono, ora vediamo se possiamo fare qualche cosa. Un attimo. L'album allora, Tarocco. faranno un album, si chiama Negro Amaro a metà. Sì. Allora, siamo pronti? L'autostrada un muro. A te, chitarra Ecco. data in mano a San Giorgi. Però dare la chitarra a me Vai. per Pino Daniele. Dai, non ti preoccupare. Ma questa è la cosa bella. Attenzione, San Giorgi canta Pino. Vai. Io facevo tipo... Non ti preoccupare, qui poi. Tranquillo. Seduto sopra un... Com'era? No, mi dimentico... il napoletano è difficile. Seduto in mezzo al traffico. Vai, lui suggerisce. Se no vai. quest'altro facciamo No, più. suggerisco finché mi ricordo. Napoli mille colori. Vai Giuliano, vai. È un onore. Napoli mille paure. Napoli c'è creature Che sai, piano piano. e tu sai che... Napoli sola mare. Napoli adoro il mare. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta sciolta. Napoli è una camminata in te mezza allata. Napoli è tutto nessuno e sa tutto il mondo, ma non sa la verità. Negramaro
siamo solo noi. Ma ragazzi, che meraviglia. Grandioso, da storia della musica. È partito di nuovo. Vai. Pensavo fosse amore, invece non calesse questa, la colonna sonora. Io sono pazzo. Io sono pazzo. Io sono pazzo. Fuori dalla casa mia, sono pazzi, sono pazzo. Poi il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Io sono pazzo. Io ci voglio parlare. Qua vi divertite proprio. Grandioso, ragazzi. Una meraviglia, ma chi ce lo doveva dire? Mamma mia, ragazzi. No, ci mancano 3 pezzi per il CD da Rocco, Sì, ragazzi. li sto registrando tutti. Mohammed è pronto, Mohammed è già Un pronto. pezzo con lui dobbiamo No, fare. no, io li ho finito. Il programma è finito. È finito, già. siete No, voi ora, siete voi. Sì. C'è il concerto live La vostro. pubblicità può aspettare, dai, la mandiamo alla fine. Pino, dai. Pino, Nano. Qual è quella? Ha detto le sai tutte. Le sa tutte davvero, Allora devo imparare un paio di pezzi su. Sì. Ma Senti, cos'è sta tristezza? Ma che testa muscerina? Io mi sento una schifezza. E non andare via. Pino manco se la ricorda. No, perché Invece sono no. spostate le... Ridiamoci sopra un po'. Una scarpa sì, una scarpa no. Come in un film di Sherlock. Invece no. Ridiamoci sopra un po'. Una scarpa sì, una scarpa no. Come in un film di Sherlock. Bravo. Pino, ma come mai da queste parti? Non mi dire esatto. che sei ospite degli spostati. No, mi sono spostato. No, è perché come facevo? Venivo qua e non Non poteva salutare i parenti. Non sembrava Spostati? Sì, ciao. Scusate? Ce l'abbiamo noi, Ma Pino. scusate, voi avevate ospite Pino, Sì, no? infatti può andare via Avreste dopo. Può andare via alle 3. No, ma sai, voi non avete l'orchestra lì, poi No, non ci no, avete no. Giuliano No, ma San infatti Giorgio. stavamo ascoltando Rapiti. meraviglioso. Scusate, non potete fare una cosa? Sì, dici. Perché non venite qua così la gente vi vede? Sì, dai. Perché il pubblico vuole sapere, ma sti spostati come sono fatti? Non è una gran bella visione, ma arriviamo. Arrivate? Ok, sì. Conta fino a 20, Portatele- arriviamo. Portate Allora- le cartine. Allora contiamo fino a... Nel frattempo? Silenzio. Prego. Si stanno mettendo d'accordo, dai. Il bello è che Pino Daniele di sottofondo senti questo. Sì, sì. Lui è l'unico uomo che è riconoscibile anche con un cappuccio in testa, perché basta che apra bocca lo riconoscono. No, infatti la cosa bella. Scusa, No, prego. No, la cosa bella è che io mi mimetizzo, no? Mi levo la barba, le cose vado tranquillo, vado a comprare cose con le bambine, cioè come apro bocca. Pino Daniele. No, non dico che mi lavi, c'è Fiorello. Gli spostati, eccoli là, guardate. Rupert Everett e Bob Marley, eccoli. Allora, ora vi consegniamo Pino Daniele, però visto che Giuliano stava accennando qualcosa. Quando scende sky, ricorsa senza guardare. Ma io sapevo che tu sapevi E tutte ti le canzoni. vedo tutti i giorni correre non è faticare, ma non ride più, lontano se ne va. lontano se ne va, tutta vita così, e ta stiva per non morire, e aspetta che chiova, l'acqua se ne fonde e va.
solo a Viva Radio 2. Sì, un casino del genere. Fiorello che canta Pino che viene già cantato da Giuliano. Cioè è un casino veramente totale. Vai. Pure Fava, Sì, Fava ogni tanto Fa arriva. scuro e parla luna e te vieste per sentire e per te ogni cosa può parlare, ogni cosa, ma te restano parole e oscurne te incontrare, ma la sanna qualche luna vuota che se ne va e aspetta che chiova l'acqua sul fondo va tanto l'aria sa da cagnare ma poi quando piove l'acqua sul fondo va tanto l'aria sa da Attenzione, c'è una notizia. Sì? C'è una notizia. Calderoli ascolta la radio e dichiara: rispettate anche gli italiani che stanno ascoltando la radio. Vabbè, dai. Allora, attenzione, nuova terribile minaccia di Ahmadinejad. Ah, sì? Dopo toglierò Israele dalla cartina, ha detto toglierò le cartine agli spostati. E quello è il casino vero. Senti Pino, veramente che abbiamo quasi finito, vi regaliamo 3 minuti spostati perché abbiamo veramente un ringraziamento particolare a Pino Daniele che si è proprio arrivato. Sì, è qui, proprio arrivato. E Giuliano San Giorgi che appena visto Pino Daniele. Complimenti. Sentire le canzoni di Pino rifatte da Giuliano con il suo stile era da brividi, te lo giuro. Complimenti, bravissimo. Grazie, veramente, grazie. No. Io veramente, siccome le cose poi bisogna raccontarle come sono, nel senso nella vita di ognuno, no? Io a 10-12 anni cantavo con i miei fratelli e tutti gli amici in congiuntiva. Scusa, quanti fratelli c'hai? Due avvocati del gruppo. Fanno Salvatore e Luigi Sangioi. Quelli che lo difendono. Tutto a casa facciamo. Cioè, per Pino cui è meraviglioso anche quando ride. Sentite che c'è una risata. Salvatore che era il più grande mi fece sentire Pino Daniele a 10 anni. Comunque è poesia e musica quello che ha scritto. È quello che continuerà a scrivere. E ti è andata di fortuna. Cazzo, sono imbarazzato. Dico, ti è andata di fortuna. Pensa se ti avesse fatto sentire la Callas, cosa veniva? Ti faceva sentire da Depeche Mode, 2 raffreddati e Pino Daniele, no, grandioso. Che comunque Ti ringrazio, bellissimo complimento. Dai, comunque, visto che sei qua, Pino, devo dire che il disco che mi hai regalato, quello è da tenere in macchina. No, da prenderne 2 copie, perché uno deve tenere una in macchina e una in motorino. E una a casa, no, motorino come motorino come fai? Lui sì. Comincia a tornare il vinile, hai sentito? Sì, adesso c'è il vinile. Noi abbiamo fatto questa cosa la devi sapere veloce. Cioè, abbiamo fatto il singolo nuovo di Via le Mani agli Occhi con sopra è vinile. Dietro il CD audio. Ma dai, sì. E qui lo puoi suonare sia nel giradischi che è piccolo quanto il CD audio. Grandioso. Questa cosa la devo fare pure io. Chi l'ha detto? L'abbiamo già fatta ultimamente. Secondo no, ma noi facciamo così anche al telefono, non è che è una cosa. Comunque, Pino, l'abbiamo raccontato un sacco di volte. Io una volta feci uno scherzo a Lucio Dalla. Feci uno scherzo a Lucio Dalla. Era il periodo, eccolo qua, il CD Negramaro, quello double fast. Perché in quel periodo c'era Giovanotti, Pelù e Ligabue avevano fatto Il mio nome e mai più. Allora un pomeriggio non sapendo cosa fare dico chiamo Lucio Dalla e gli faccio lui sono Pino. E lui ha boccato subito. E lui subito, Pino come stai? Tutto bene? Come stai? Allora gli faccio senti questa canzone che hanno fatto Giovanotti. Sì, lui faceva molto bella, sai, molto bella. Ma perché non facciamo qualcosa di te? Facciamo una cosa in beneficenza. Figura di lui, certo. E fa prego dimmi. E io avevo già il titolo. A un certo punto lì pensavo che lui avesse capito che ero Fiorello, no? Invece no. E lui continua, no, come avresti pensato di intitolarla? Lì mi prende in contropiede, non sapendo cosa dire dico questo qua, dico così. Il titolo potrebbe essere Il mio nome è Pino. Lucio Dalla, pausa. Grazie.
pausa, chissà cosa deve aver pensato in quella pausa. So io che ho pensato. Una cosa me la sono tirata io. Una cosa finiva per ZO. E poi mi fa: bello. Veramente bello, bella idea, va detto. E io gli faccio: ma come bello, sono Fiorello, non può essere, ma come il mio nome è Pino, dimmi, mettici pure Lucio almeno. E questa fu, insomma, vabbè. Allora, che dice: le figlie di Pino Daniele ascoltano San Giorgio dei Negramaro cantare le canzoni di Pino e dicono: com'è sto fatto che quando le canta lui so belle? Vabbè, dai. Vabbè, no, ma per me è stata una sorpresa, perché loro fanno un genere molto interessante, molto particolare, no? Che insomma pensare che lui magari ha suonato cioè, capito? Sono rimasto un po' sorpreso, ma molto contento, perché poi incontro tra due veri artisti, ragazzi, qua è bellissimo. Allora, purtroppo abbiamo una pubblicità che mettiamo in chiusura. Dai, non abbiamo mai chiuso con la pubblicità. No, questa volta però sì, allora, dai. i saluti dopo la pubblicità, vai. Grazie ragazzi, veramente. Signora, per avere la convenienza sempre, svuota il frigo della vicina, rinuncia alla qualità, va da Leclerc Conad. Ovvio, vado da Leclerc Conad, che fino al 7 giugno mi dà 50 prodotti al 50% di sconto. Leclerc Conad, ipermercato che difende la tua spesa. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, volevo uno yogurt alla frutta naturale al 100%. Le do Iomo 100% naturale ai mirtilli neri. Ma è naturale al 100%. Naturale al 100%, che naturale al 100%, se no non si chiamerebbe Iomo 100% naturale. Già, naturale. Al 100%, all'elenco ingredienti più corto che c'è. Iomo 100% naturale è fatto come lo faresti tu. È l'unico con solo yogurt, pura frutta e un po' di zucchero. E solo latte fresco italiano. Per questo Iomo 100% naturale ti fa così bene. Mercedes-Benz presenta E-Lease, la nuova, esclusiva formula finanziaria riservata a chi desidera il servizio incluso. Con un unico canone mensile, oltre alla vostra Mercedes-Benz classe E, avrete assicurazioni incendio, furto, atti vandalici e cristalli per 1 anno e tagliandi di manutenzione ordinaria per 4 anni o fino a 120.000 chilometri. L'offerta è valida fino al 30 giugno, salvo approvazione di Mercedes-Benz Financial Services Italia. Scoprite il servizio esclusivo di E-Lease negli showroom Mercedes-Benz. Malizia, profumo d'intesa. Ah, questa musica, la riconosci? È quella del tuo profumo Malizia Vanilla. Mi fa impazzire sulla tua pelle. Malizia, profumo d'intesa. Malizia, il profumo che si riconosce dalle prime note. Previsioni meteo. Domani farà caldo, poi farà freddo, poi ancora caldo, freddo. Cerchi un climatizzatore in pompa di calore Mitsubishi Heavy Industries con incentivi fiscali del 55%. Affidati ai professionisti del clima. Vai su climamio.it e trova il punto vendita più vicino. Se sei in vacanza ma non hai il pernotto, chiama il 1288. Chiama il 1288. Tutte le info su alberghi, bed and breakfast e case in affitto con una sola chiamata all'operatore. Tariffa massima 1,8 euro al minuto. Non c'è 12 senza 88. Eccoci, allora adesso Pino Daniele continuerà dagli spostati, quindi spostati. Sì, pubblico, come vi piacciono gli spostati dal vivo? Sì, dai. Grazie, eternamente grazie. Allora, grazie a Pino Daniele, niente, noi vi salutiamo. Salutiamo anche Favino, l'attore. Ah, ecco, sì. Doveva essere qua oggi, ma ha avuto un contrattempo, doveva girare una cosa e non è potuto venire. Noi gli vogliamo bene lo stesso, speriamo che tutti i film gli vadano male. E quindi scherziamo. Salutiamo Favino, a presto averti che qua è il con noi. diminutivo di Fava, no? Esatto. Che è appunto il nostro cantante, Paolo esatto, Favino. sì. Allora salutiamo Enrico Morrichino, eccolo, e la sua band, gli autori e tutti. Chi abbiamo domani ospite? Domani che abbiamo ospite?
Max Pezzali. Ragazzi, Max Pezzali. Come scrittore o come cantante? Come scrittore, come cantante. Come porno divo, ti sei un misto. C'è il nuovo disco live, Sei un misto. Qual è? Di chi? Nuovo disco live dei Pezzali. Nuove, le so tutte io. Ma c'è come Mike, ma chi sarai per fare questa? Le so tutte, neanche. E questa l'ho anche incisa. Finiamo con questa? Dai, finiamo. In chiusura, Dai. La faccio alla Pino Daniele, però. Sì, dai. Vai, non l'ho mai fatto. Deve essere un po' più alta, però, di tono. Se no, bravo così. Eccolo qua, Pino che canta Max. Sentiamo. Vai. Lo odia in questo Le notti non finiscono all'alba nella vita. Le porta... Vabbè, lascia stare. Lasciamo Dai, che che carino, la c'è devi il fare testo. ancora più alta per fare Pino Daniele. Sì, ma adesso non abbiamo tempo. Fra un po' doppi la sono le tonalità. 3:05. Capito? Grazie a tutti, ci Ciao. vediamo. Buona pace. Ciao.